Juric, buonasera mister. Buonasera! Buonasera. Buonasera mister. Che bello sentire vostra voce, bello. Davvero? Sì. Ieri ha sorpassato la sua ex squadra, contento? No. Cioè sì, ovvio che è bella soddisfazione. Sì, certo. Anche se è stata partita strana, devo dire la verità. Sì. Lori in 10 e subito noi fatto gol. Vero. C'è anche gol de cool, devo dire la verità. Cioè, poteva essere partita facile, sarebbe stato come picchiare bambino che fa cacca. E invece il secondo tempo a momenti è bambino che picchia noi. Perché, Quali emozioni ci sono state a rivedere la sua ex squadra? No. Sì, Sì. Ovviamente Sì. Giocare con Hellas non è come tutte le altre partite, ovvio, no? Certo. Rivedi tanti amici, Sì. giocatori, insomma è partita da sgrisolini in panza, no? Ovvio. Io a Verona ho passato 2 anni belli, proprio sì? più belli di mia vita, Verona mi piace, veronesi stupendi, loro 20.000 in stadio, qua 6-7.000 massimo. Poi presidente eccezionale, io ho mai avuto però. presidente così in mia vita, direttore sportivo, come mio fratello, io avevo carta bianca di fare quello che volevo, presidente dava budget e noi, era come stare a Mulino Bianco, no? Addirittura! Mancava solo Useletti che ti cavano pallettote o mettono in taccapani. Anche mia famiglia stava bene. Infatti, ho sapevamo comprato un po'. anche casa. Sì. Sono stati i migliori anni della nostra vita. Non Sì. dimenticatemi! No, ma allora una domanda. Vai. Scusi, potrebbe rifare. Sono stati veramente, Sì. dico vero, Sì? migliori anni della nostra vita. Ok. Non dimenticatemi! Senta, la domanda sorge spontanea, no? Come Sì, diceva. sì. Perché se n'è andato, scusi, mister? Da Perché Verona? sono stato un stronzo. E anche un po' coglione, dire vero. Intendo con presidente, sono stato comportato male, soprattutto l'ultimo anno, ho pestesato allegramente sui suoi testicoli, devo dire la verità. E quindi poi sentivo che dovevo andare via, capisci? Ho capito. Devo dire la verità. Sì. A volte mi maio ongi di mane, per scelta che ho fatto, anche per lesine. Però, insomma, ormai cosa è così, è inutile piangere sul latte macchiato. Il versato! Ho fatto scelta questa. Qua mi trovo bene qua, bello. Mi piace, sfida bella, c'è tanto di lavorare, una figata sta cosa. Proprio sto bene. Si vede. Ho fatto proprio una bella scelta. No, sto bene, bella, mi piace. Mister, la vediamo emozionata stasera, No, sì che la manca, no, devo dire verità, adesso voi. È come quando tu rivedi tua ex strofa, no? Eccolo. Che tu hai mollato anche, Sì. no? E non hai mai capito bene perché hai fatto cagata così, no? E anche se hai altra strofa, tu ripensi a momenti belli, no? A cose che hai fatto insieme, vacanze a Punta Sabbioni con Palio Weekend, cene con amici da Cionca, Mitico. a Penete da Ropeton, Bellissimo. a sabati salutiamo, che andavi a salutiamo. comprare vestiti da Bugna, e ripensi a quando andavi a dare una mano a suo padre a fare il paston per i piti, Anche. a quando andavi a domenica a pranzo da suocera che ti faceva risottato un tasso Ma no, ma quello- ma no. Senti insomma che a fine hai fatto anche grande cagata. È perché sei ancora innamorato cencio di tua ex strofa, Ma però mister, bisogna guardare avanti, ormai quello che è fatto è fatto. Ma soprattutto a dare una mano a fare paston parpiti a suo padre, mi piaceva tanto. Non dimenticatemi! In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.